Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 1 aprile. Partiamo da uno sguardo ai giornali nazionali, le prime pagine dedicate tutte al no dell'Italia all'atterraggio dei velivoli diretti in Medio Oriente nella base siciliana di Sigonella e poi alla sconfitta dell'Italia che non parteciperà per la terza volta consecutiva ai mondiali, con titoli anche e pagelle molto vergognose. Partiamo dunque dalla Repubblica, no a Trump per la base di Sigonella, Crosetto nega l'atterraggio ai bombardieri USA, non è previsto dai patti, ma nel frattempo Palazzo Chigi precisa che i rapporti sono sempre solidi con l'alleato americano, quindi non è uno strappo. E poi tutti a casa, la Bosnia vince ai rigori, azzurri per la terza volta fuori dai mondiali, un fallimento tecnico e dirigenziale, il calcio italiano va rifondato. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera, naturalmente l'apertura è sempre questa dedicata a Sigonella, con il leader americano che intanto attacca gli alleati europei. Trump dice poco aiuto, se volete il petrolio andate a prendervelo. E poi naturalmente ancora l'Italia, azzurri eliminati, una vera e propria maledizione dei mondiali. Noi, il volto di Gattuso è un incubo perfetto, fra i tanti commenti che riguardano questa sconfitta. Per la Stampa ancora titolo su Sigonella, il no dell'Italia a Trump, Meloni e Crosetto negano la base ma i rapporti non cambiano. E poi giornalista USA rapita in Iraq, di spalla c'è l'analisi dell'Istat, sempre meno figli, l'Istat fotografa un paese che ha tradito le famiglie. Ma andiamo adesso a vedere ancora Gazzetta dello Sport, appunto tutti a casa è il titolo che è stato utilizzato anche da altre testate. Italia senza mondiale per la terza volta di fila, usciamo ai rigori, Gattuso in lacrime e in bilico, scusate non ce l'ho fatta, è il titolo della Gazzetta dello Sport. Ma torniamo agli esteri con quello che è successo la notte del venerdì 27 marzo, un venerdì nero. Radar in tilt, Air Force in emergenza, la notte del no al super bombardiere. Un venerdì nero per gli Stati Uniti, missili e droni iraniani distruggono velivoli e radar in una struttura saudita, da lì parte la richiesta all'Italia. Ecco che si sono ricordati di Sigonella in questo venerdì complicato. L'aeroporto catanese è in una posizione perfetta, sia come sosta intermedia per il via vai di squadriglie che attraversano l'Atlantico, sia per ospitare i tank che li riforniscono di carburante. In quella notte di crisi il problema ha riguardato gli strumenti bellici più importanti, i super bombardieri B-1. Quella notte il Pentagono ha cercato di forzare l'autorizzazione per usare questa infrastruttura, appunto Sigonella. Dopo aver chiesto lo scalo alla base senza specificarne i motivi, la catena di comando italiana attraverso lo Stato Maggiore ha raggiunto il ministro Crosetto, che ha negato l'atterraggio prima che il velivolo americano potesse avvicinarsi al nostro spazio aereo. Secondo le registrazioni di Flight Radar 24, quella notte a Sigonella c'è stato un unico episodio insolito. Intorno alle 8:30 un Boeing C-40 in arrivo da Creta è stato fatto attendere per una ventina di minuti compiendo cerchi sulla costa. Diverso invece il caso dei due grandi bombardieri partiti venerdì dopo il tramonto dall'Inghilterra per sganciare ordigni sulla Repubblica Islamica. Hanno fatto il pieno la prima volta sulla Manica in modo da decollare con un massimo carico bellico fino a 13 tonnellate di bombe, poi però danno un buco nero come se l'appuntamento per il secondo rifornimento sia andato fallito. È possibile che i vertici USA l'abbiano considerato un'emergenza e al rientro dall'assalto abbiano per questo domandato di scendere a Sigonella, dove, come abbiamo visto su tutti i giornali, gli è stato dato un cortese no. Smarcarsi da Trump ma senza strappi, il piano Meloni per rilanciarsi in Italia, l'unica tra i grandi leader non aver avuto una telefonata ufficiale. In tanti ricordano la crisi dell'85, quando la nave da crociera Achille Lauro viene sequestrata da terroristi palestinesi. Durante il sequestro uccidono un passeggero americano, il braccio di ferro tra Italia e USA è su chi debba processarli. Quando l'aereo che li trasportava viene fatto atterrare a Sigonella,
Antonella si fronteggiano in cerchi concentrici militari italiani e teste di cuoio USA, ma Craxi non cede a Reagan. I palestinesi vengono trasferiti a Roma, i dirottatori condannati, Abu Abbas liberato. Nel frattempo Trump continua a schiaffeggiare i suoi alleati, Hormuz dice non è un problema mio, vedetevela voi, il presidente pronto a sfilarsi anche con lo stretto bloccato, vedetevela da soli con il petrolio, una di queste classiche giravolta di Trump, un po' usa il bastone e poi la carota. Nel frattempo una reporter americana è stata sequestrata a Baghdad, ma si rincorrono voci dell'ultima ora che sia già stata liberata, ha catturato uno dei rapitori, gli altri fuggiti verso sud e fra l'altro collaborava con varie testate italiane. Nella guerra in Medio Oriente si registra poi questa pagina con Israele che ha varato la legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi. Ci sono proteste nello stesso Israele, per l'ONU è un crimine di guerra, shock per la spilla a forma di cappio del ministro Ben Gvir in Parlamento, la vediamo qua in questo circoletto dal bavero della giacca. E qualcuno alla Knesset ha anche stappato lo spumante per festeggiare. E allargando lo sguardo al resto, vediamo cosa succede in India, il censimento dell'India, un anno di conteggi per sorpassare la Cina. L'indagine avrà infatti riflessi enormi sulle scelte della quarta economia mondiale e per la prima volta dal 31 verrà rifatta la mappa delle divisioni per caste. Com'è possibile censire 1,5 miliardi di persone? Immaginate, ci vuole un esercito di oltre 3 milioni di insegnanti statali con i loro gilet blu, i cartellini, che per un anno dovranno percorrere tutta l'India e dimostrare, questa è la sfida tra questi due giganti, se gli indiani sono davvero più numerosi dei cinesi, con loro 1,5 miliardi. Torniamo in Italia, i PM e la cessione di San Siro, il comune favorì Inter Milan, turbativa d'asta e l'accusa della procura, 9 gli indagati, cioè avrebbero sin dal 2019 predisposto in modo sartoriale i passaggi di questo appalto appunto per allontanare o dissuadere potenziali offerenti diversi da quelli due, cioè Milan e Inter, questa è l'accusa. E poi siamo alla cronaca con questo giallo che riguarda la morte di madre e figlia, morte all'inizio si era pensato per avvelenamento, sono state tantissime le ipotesi avanzate, dai funghi al veleno per topi, adesso c'è un'accusa precisa, è un omicidio, furono avvelenate perché sono state trovate tracce di ricina nel sangue di madre e figlia. La ricina è un veleno potentissimo che si estrae dalla pianta del ricino. Un veleno altamente tossico, difficile tra l'altro da reperire, richiede competenze specifiche per essere preparato, non escluso che possa essere stato acquistato sul dark web, cioè su quelle negozi online ma assolutamente riservati, particolari che rafforzano l'ipotesi dell'azione volontaria e pianificata. E a proposito del web c'è la vicenda di quel gruppo di studenti, uno è stato l'ultimo arrestato, che attingendo appunto dal dark web, manuali, istruzioni e anche strumenti pianificavano una strage. C'è una perizia sul nuovo tablet di questo ragazzo per capire se dopo la prima indagine continuava a scrivere su gruppi suprematisti, parla il padre, dice provato dalla separazione. Che cosa scriveva questo ragazzo? Magari un giorno faccio una sparatoria e poi mi ammazzo, però devo ancora decidere il posto, scriveva nell'aprile 2024 in una chat su WhatsApp che contava una trentina di persone. Voleva replicare per gli investigatori la strage alla Columbine, questa strage famosa del 99 dove vennero uccisi decine di studenti. Per i genitori, invece, Andrea ha commesso un grave errore ma è incapace di fare del male. La madre ha detto a Repubblica che era in quei gruppi solo per curiosità e che poi c'è rimasto per paura di ritorsioni. Il padre riconduce tutto alle vicende familiari che avrebbero messo a dura prova il figlio. Forse ha avuto un travaglio per la separazione da mia moglie, la nostra non è stata una famiglia esemplare, quindi c'è una sorta di mea culpa. E qui vediamo a destra invece il materiale che
che veniva scaricato dal ragazzo con le istruzioni, fra l'altro, per fabbricare una mitraglietta con una stampante 3D, appunto scaricata da questo ragazzo, per ottenere appunto poi questa arma letale. Pensavo di conoscerlo bene, insieme facevamo volontariato, sconvolto dalla sua doppia vita, racconta quest'altro conoscente che faceva addirittura volontariato con lui. E poi la vicenda del piccolo Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto sbagliato di cuore. Il chirurgo si difende: non espiantai 12 minuti prima. L'intervento, chiarisce, iniziò solo quando il cuore era già arrivato. E questo naturalmente sarà tutto da vedere. E poi i dati Istat che fotografano un'Italia sempre più vecchia, sempre meno figli, si fanno sempre più avanti nel tempo. L'Istat certifica un inverno demografico. Il centro fa peggio di nord e sud, nel paese cresce l'aspettativa di vita, ma lo spopolamento è evitato soltanto grazie ai nuovi immigrati. A farne le spese sono poi soprattutto i giovani, lavoro incerto, infanzia senza servizi, così i giovani pagano il prezzo più alto. E in questi ultimi minuti invece andiamo a vedere il risultato della partita di ieri. Siamo sulla Gazzetta dello Sport. Che disastro, l'Italia resta a casa, azzurri KO ai rigori 3 volte di fila senza mondiali. In Bosnia arriva un'altra sconfitta storica, chi ne illude, il rosa a bastoni cambia tutto, il pari al 79esimo, dal dischetto sbagliano Pio e Cristante. Altri titoli, così andiamo un po' a spulciare. Tonfo mondiale, scrive il Corriere della Sera, espulso Bastoni, gli errori di Pio è la 3ª volta consecutiva che siamo eliminati, ma bastano appunto i titoli. E poi le lacrime di Gattuso: chiedo scusa a tutti, non ce l'ho fatta, il CT affranto dopo il KO, il mio futuro ora non conta. Gattuso si è presentato appunto in lacrime dopo la tremenda sconfitta con la Bosnia che ci costa il mondiale per la 3ª volta di fila, mentre i tifosi di casa invadono il campo. Avevano fatto un tifo strepitoso per tutta la partita. I ragazzi non si meritavano una batosta del genere per l'impegno che ci hanno messo. In 10 abbiamo avuto 3 grandi occasioni, loro invece ci facevano il solletico, ma questo è il calcio. La delusione è atroce come quella di tutti gli italiani e la cosa peggiore, dice il cronista, è che ci stiamo abituando. Il mondiale serviva a noi, alle nostre famiglie, al movimento, aggiunge Rino Gattuso. Una mazzata così non si digerisce. In tanti appunto non l'hanno digerita. Questi ultimi secondi anche il commento da quest'altra pagina: come ci siamo ridotti in discesa da Oslo. Adesso diventa quasi impossibile capire quando e dove è iniziata questa discesa folle del calcio italiano fuori dal mondiale per la 3ª volta consecutiva. Come ci siamo ridotto così è l'interrogativo. L'analisi è molto lunga e sarà sicuramente sviscerata anche nei prossimi giorni. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Ed eccoci bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 1 aprile, quella dedicata all'informazione regionale. Partiamo dando uno sguardo a Sicilia Web, il sito che dedica l'apertura a questa inchiesta degli ultimi minuti che riguarda il comune di Forza d'Agro, false residenze per ottenere voti, arrestato il sindaco di Forza d'Agro. Parliamo delle elezioni comunali del 2024 che per i magistrati furono inquinate come avrebbero fatto false attestazioni di residenza appunto per inquinare le elezioni del giugno 2024. Con questa accusa i carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 5 persone, tra cui il sindaco Bruno Miliadò, posto ai domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, e poi anche per un consigliere comunale, un agente, un ausiliario del traffico della polizia municipale, e poi sono coinvolti
coinvolte altre 67 persone, probabilmente quelli che hanno modificato la residenza. E poi, come notizia dell'ultima ora, troviamo questa truffa sui fondi europei per ricerche mai fatte, indagati docenti universitari e imprenditori dell'Università di Palermo. L'inchiesta è della Procura europea che coinvolge 23 tra docenti universitari, ricercatori e imprenditori. Al centro dell'indagine ci sono il professore Vincenzo Arizza, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo, e Antonio Fabrizio, amministratore e titolare di fatto dell'associazione Progetto Giovani. Per 17 indagati i PM avevano chiesto misure cautelari, ma dopo 1 anno e 3 mesi il GIP ha respinto l'istanza. In sostanza, l'indagine cosa ha scoperto? Che nell'ambito di questo programma scientifico denominato BAITOS, finanziato appunto con fondi europei, venivano rendicontati i costi relativi ad attività di ricerca e all'acquisto di attrezzature in realtà mai sostenute. Torniamo adesso alle prime pagine dei giornali, partiamo da Repubblica Palermo, sanità, flop dei livelli di assistenza e l'apertura, la nuova sberla del governo alla regione, bufera sulle censure del Ministero e la rete ospedaliera, l'opposizione parla di vendetta politica, ma scoppia un altro caso che riguarda altri rilievi da parte del governo nazionale, in questo caso sul mancato raggiungimento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. E poi Mazzetta in assessorato, arrestato un funzionario delle infrastrutture, parliamo sempre dell'inchiesta che ha coinvolto il manager Iacolino. Andiamo avanti, prima pagina della Sicilia, naturalmente apertura anche qua dedicata a Sigonella, Altolà e bombardieri USA, la missione non era concordata. E poi vediamo, si guarda anche ai dati dell'Istat, culle vuote nel 2025. Prima pagina del Giornale di Sicilia, anche qua Sigonella vietata e bombardieri USA, un titolo obbligato, Gazzetta del Sud, titolo analogo. E quindi andiamo invece nel dettaglio, vediamo questo ennesimo filone di inchiesta sulle mazzette alla regione. Si parla di una mazzetta da 10.000 euro, dirigente regionale arrestato per corruzione. Si tratta di Francesco Mangiameli, direttore dei lavori in un cantiere nel quale lavorava anche il cugino di Messina Denaro. Questo è un nuovo arresto nell'indagine sulle mazzette pagate dall'imprenditore mafioso Carmelo Vetro, che era in contatto con il super manager Salvatore Iacolino, e ai domiciliari è finito anche questo nuovo funzionario. Poi invece vediamo la nuova stangata sulla sanità siciliana, bocciata per i livelli assistenziali, proprio mentre monta la polemica sullo stop del governo alla rete ospedaliera arriva un altro disco rosso, quello che riguarda appunto la verifica dei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni minime da garantire ai cittadini. È arrivata una sonora strigliata per la Sicilia ancora inadempiente su vari fronti, in particolare riguarda gli screening oncologici e di prevenzione. L'unico rilievo a cui la Regione è riuscita a mettere una pezza è il buco da 430 milioni di euro nel bilancio colmato ricorrendo a fondi speciali delle aziende sanitarie. E queste strigliate un po' si stanno rincorrendo. Questo articolo riguarda ancora l'inchiesta su mafia e sanità, ma vi vogliamo dare anche una buona notizia per quanto riguarda la sanità. In un solo giorno aprono ben 8 strutture sanitarie, l'ospedale di Piana degli Albanesi e 7 case di comunità in provincia, finanziate con 5 milioni e mezzo che derivano dai fondi del PNRR destinati al potenziamento dell'assistenza di prossimità. E poi ci siamo occupati nella rassegna nazionale del no dell'Italia all'atterraggio dei bombardieri USA. Qui sulla Sicilia sentiamo il commento di Salvo Andò, che è stato il ministro della difesa dal 92 al 93, socialista, quindi naturalmente vicino a Craxi, all'epoca protagonista di questa dura presa di posizione. Gli chiedono: su Sigonella il governo ha ribadito la necessità di un passaggio parlamentare, come valuta questa
questa posizione e dice certo occorre sempre una consultazione preventiva col Parlamento, la base è parte del territorio nazionale e il sistema delle alleanze non fa venir meno la sovranità. E poi gli chiedono appunto del caso dell'85, lui dice è un atteggiamento replicabile nell'attualità. Craxi non era un vassallo e ha sempre rivendicato la necessità che la sovranità italiana non fosse a geometria variabile. L'atteggiamento tenuto a Sigonella fu rigorosamente rispettoso del principio di sovranità e, contrariamente a quanto si creda, non provocò una rottura con gli Stati Uniti. Poco tempo dopo il presidente Reagan invitò Craxi a parlare al Congresso e lì Craxi ribadì che l'America è la patria della democrazia, ma non mancò, infrangendo anche alcune regole del cerimoniale politico, di criticarne aspramente gli errori come l'appoggio alle dittature in Sud America. Il Congresso si alzò in piedi ad applaudirlo. E questa appunto una pagina di storia. Torniamo invece alla cronaca di Catania. Ieri c'è stato lo sgombero del centro sociale in piazza Lupo, ruspe in azioni, l'immobile era occupato, gli attivisti in serata hanno fatto irruzione in consiglio comunale. L'abbattimento è propedeutica alla realizzazione di un progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di aree verdi, infopoint e 139 posti auto. Dura condanna per l'intervento è arrivata dall'Arci che chiede al sindaco di sospendere l'intera operazione. Ieri sera gli attivisti che occupavano la struttura hanno invece interrotto la seduta del Consiglio Comunale. A proposito di riqualificazione c'è un titolo dedicato al Fortino, Piazza Palestro avrà una nuova pavimentazione e più spazio per i pedoni, addio ai giochi d'acqua, quelle fontanelle che in realtà non funzionavano mai. E poi c'è il processo per l'omicidio di Il Re, il pasticcere ucciso da un posseggiatore abusivo a Ognina, sul lungomare di Catania. È iniziato il processo, c'è una prova regina che sono i video acquisiti fra gli atti del dibattimento e che inchiodano naturalmente l'imputato che stava fuggendo dopo averlo accoltellato. Una storia curiosa arriva da Palermo, curiosa ma che fa indignare, sconta oltre 11 anni per mafia, un netturbino della RAP, l'azienda che si occupa dei rifiuti, torna al lavoro, l'azienda non aveva mai aperto un procedimento disciplinare nei confronti di questo dipendente che è stato reintegrato dopo una battaglia legale. A Messina ieri ricordate Sara e Lorena, 2 vite spezzate, un dolore che non si affievolisce, uccise entrambe il 31 marzo a distanza di 5 anni. Ricordate ieri mattina al rettorato con una corona di fiori sulla scultura a loro dedicata. Ancora andiamo avanti, si avvicinano le feste di Pasqua, via Libertà a Palermo pedonale, riapre pure lo spasimo tra le iniziative ZTL sospese e tariffe dell'AMAT ribassate, vietati però i picnic e barbecue alla Favorita e a Monte Pellegrino. Insomma, domenica e lunedì di Pasqua si può tornare a passeggiare in via Libertà, dopo 5 anni di stop torna in vigore l'ordinanza che prevede la chiusura al traffico, ma anche scatta una novità per incentivare la mobilità sostenibile, un biglietto costerà soltanto 70 centesimi e poi naturalmente il divieti di picnic, questo per quanto riguarda le feste. Andiamo un po' sul leggero, l'allarme sull'abbandono dei siti culturali Tren e Caltanissette, il direttore del Parco di Gela dice non c'è il personale, tombaroli e rischio crolli, i 100 tesori a perdere della Sicilia. La Sicilia antica è colpita al cuore, sono oltre 100 i luoghi d'arte e storia in abbandono tra le province di Caltanissette ed Enna, quindi siamo nel cuore della Sicilia, parliamo di siti archeologici, musei, biblioteche, scorci di memoria, che rischiano di scomparire. 100 luoghi in abbandono, tra cui il villaggio indigeno di Gibil Gabib con una capanna dell'età di bronzo e 1000 altri tesori.
Tesori invece che sono in mostra al nuovo Salinas, il museo archeologico che riapre tra qualche giorno dopo gli ultimi ritocchi e un allestimento rinnovato. Era chiuso dal 2009, quindi pensate quanti anni. E poi il verdetto dell'IA sulla Sicilia: sarà la periferia d'Europa. L'analisi è contenuta in questo libro che ha chiesto appunto all'intelligenza artificiale di tirare le somme di tanti anni. Quale futuro si prepara per la Sicilia? L'isola è davvero sull'orlo dell'abisso, come sostengono i plotoni di catastrofisti, oppure si tratta di un allarme esagerato? Interrogativi alla base di un libro, Frammenti per la Sicilia, di Franco Garufi della CGIL, che non ha nascosto di essere servito anche di chat GPT per rimettere un po' in ordine i fatti, analizzare i dati, e il verdetto è appunto: sarà la periferia d'Europa. Siamo anche liberi di non credere a quello che dice chat GPT, naturalmente. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie dell'attenzione per questa rassegna stampa, a tutti una buona giornata.